Un popolo intero ha reso ieri l'ultimo saluto ad Alessio Eroi, il fisioterapista trentenne conosciuto e apprezzato da tutti in paese, che amava le moto e la pesca e che ha trovato tragicamente la morte alla vigilia di Capodanno lungo la strada provinciale 70 a Sambuca di Sicilia. Alessio era in sella alla sua moto Ducati quando è caduto sbattendo il capo. È morto nonostante il casco, si trovava su quella strada con un altro motociclista che era poco distante. Nessun altro mezzo coinvolto, secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Sambuca di Sicilia, quando il giovane siculianese è arrivato con un'ambulanza del 118 all'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca. Non c'era più nulla da fare. Ieri in una chiesa madre gremita i funerali sono stati celebrati da Donaldo Sciabarrasi, che è stato fino a poco tempo fa parroco a Siculiana e che conosceva bene il giovane fisioterapista siculianese, che ha ricordato come un bravo ragazzo e un serio professionista riservato, altruista e apprezzato da tutti. Un giusto che muore prematuramente, che lascia un grande vuoto nella famiglia e in tutta la comunità. Tanta la commozione e le lacrime dei parenti, amici e colleghi, centauri, che condividevano con Alessio la passione per le moto. Alla fine della messa il feretro è stato salutato da un rombo di motori e poi accompagnato in un corteo fino al cimitero. Le donazioni per il funerale, come deciso dai familiari, andranno in beneficenza all'Anvolt, Associazione Nazionale per la lotta contro i tumori.